la droga è democratica, non guarda in faccia a nessuno e non gli importa se sei ricco, povero, alto, basso, bello, brutto. Rispetto alla San Patrignano di ieri, le sostanze che vengono oggi utilizzate sono diverse da quelle della San Patrignano di 20 o 30 anni fa. San Patrignano di ieri era una San Patrignano in cui gli ospiti, la totalità degli ospiti, erano persone che utilizzavano eroina prevalentemente endovena. Oggi l'eroina è una sostanza che viene utilizzata molto meno, con una tipologia di assunzione che è cambiata. Adesso, insomma, come dire, l'eroina endovena non la usa praticamente più nessuno. La sostanza più usata in assoluto è la cocaina, inalata e sempre più spesso fumata sotto forma di crack. Quindi una San Patrignano che è cambiata nella tipologia degli ospiti, nelle problematiche che accompagnano gli ospiti. Una volta i ragazzi che erano in comunità avevano esclusivamente un problema di dipendenza dalla sostanza. Oggi sempre più spesso, accompagnata alla dipendenza da una sostanza, ci sono problematiche di carattere psichiatrico, disturbi di personalità, situazioni insomma più complesse sotto questo aspetto qui, perché è necessario rimanere, come dire, agganciati a quelli che sono i cambiamenti della società, i cambiamenti delle sostanze, i cambiamenti delle persone che entrano in comunità, che hanno delle esigenze, delle richieste diverse di quelle che potevano avere gli ospiti della San Patrignano di allora, insomma. Un approccio più scientifico sicuramente. La San Patrignano è nata sulla spinta di persone come Vincenzo Muccioli ed altri che collaboravano con lui, che non avevano una competenza rispetto alla problematica della tossicodipendenza, ma in quegli anni lì non ce l'aveva nessuno, non solo in Italia ma nel mondo. La tossicodipendenza era un fenomeno nuovo che non si sapeva esattamente come affrontare, e alcune persone, spinte dal desiderio, diciamo, di mettersi a disposizione degli altri in maniera così molto pionieristica, hanno cercato di capire in che modo poter aiutare queste persone. Poi nel corso degli anni, attraverso l'esperienza che è arrivata da tantissime realtà come quelle di San Patrignano che sono sorte in Italia, insomma, dal mondo cattolico, dal mondo laico, poi anche dal sistema sanitario nazionale, e si è riusciti, insomma, a capire in che modo poter affrontare e risolvere questo tipo di problema. Una soluzione, come dire, reale, vera, condivisa non la si è ancora trovata. Quello di San Patrignano è uno dei tanti approcci che si possono avere alla cura delle tossicodipendenze. Io inizialmente sono entrato non proprio con l'idea di cambiare, ma più che altro perché ho toccato il fondo fuori e sono stato tanto spinto dai miei genitori, dalla mia famiglia. Poi una volta entrato la prima impressione è stata posto nuovo, troppa gente, avevo un sacco di attacchi d'ansia, di panico, perché comunque non ero abituato a stare da lucido in mezzo alle persone, quindi è stato proprio diciamo, uno scoppiare di sentimenti e emozioni che non ho ben saputo gestire i primi mesi, però piano piano con il tempo, dai, a piccoli passi sono arrivato a capire tante problematiche che avevo comunque anche fuori, che sono sempre stato abituato a nascondere. Da tipo comunque io tutti i giorni praticamente sono qua in canile, i lavori che svolgiamo sono sempre quelli tutti i giorni, poi ogni tanto, adesso come adesso, ho l'opportunità anche di fare altri servizi per la comunità, quindi di rapportarmi anche con altra gente che non sia al di fuori del mio settore, cosa che mi permette, dai,
di aprirmi anche con altre persone che non sia le persone che vedo tutti i giorni. E come dicevo prima, in futuro comunque io ho sempre avuto, diciamo, non era proprio un sogno, però il desiderio di viaggiare, quindi qua dentro ho deciso di voler fare qualcosa che mi permetta di farlo, lavorativamente parlando. E mi piacerebbe un sacco viaggiare e girare tutto il mondo. Sono tanto appassionato di sport, quindi mi piacerebbe anche diventare ad esempio istruttore di sci, tutte queste cose qua. La cosa che mi ha fatto sicuramente più strano era trovarmi in un ambiente estremamente pulito, curato nel minimo dettaglio, e le persone che mi circondavano trasmettevano questo benessere che sinceramente fuori era introvabile. Le persone si salutano, si sorridono, c'è un clima di serenità. E questa cosa mi ha subito impressionata, mi ha subito colpita. Allora, appena arrivati, quando inizi il percorso, il primo periodo lo devi dedicare a te stesso, quindi vieni tu assegnata a una ragazza che ti seguirà appunto e ti segue passo passo quelle che sono le attività della giornata. Per quanto riguarda invece il settore canile, la prima mansione che mi è stata affidata è quella di seguire un cane. E devi starci dietro, nel senso che devi ricordarti di dargli da mangiare, di averci un occhio di riguardo rispetto agli altri cani, per tutti, ma il cane che ti viene assegnato in particolar modo. Il modo di guardare verso il futuro c'è, ti vengono offerte un sacco di possibilità all'interno della comunità. Ovviamente dopo un certo periodo, il primo periodo come dicevo prima avviene insomma, il recupero personale, quando invece si raggiunge una stabilità può essere offerto un percorso come quello scolastico piuttosto che il corso OS, corsi magazzinieri. Io personalmente guardando il futuro ho scelto la strada dell'odontotecnica e da settembre di quest'anno, dello scorso anno 2023, ho iniziato la scuola all'interno della comunità, sperando di poter diventare un odontotecnico a fine del percorso. Oddio, non è stato facile, cioè appena arrivato sicuramente. Cioè, non è stato facile proprio dal principio prendere la decisione di venire qua. La prima cosa che ho sentito qui, sinceramente, è stata proprio il fatto di sentirmi in una famiglia. Cioè, mi sono subito sentito cosa che non sentivo da anni forse. Mi sono sentito accolto e voluto bene, ecco, fin da subito. Poi dopodiché non ti nego che non è stato semplice, perché appunto abituato come ero ad isolarmi, a non stare con le persone e tutto quello che ne consegue, cioè arrivare in un contesto dove dovevo condividere tutta la mia vita con delle persone, anche per assurdo starci in stanza assieme, mi hanno detto subito se in stanza con 20 persone volevo scappare, cioè. Però poi quella è stata la prima difficoltà che ho riscontrato, poi pian piano dai, mi ci sono abituato e adesso la mia paura è più l'opposto, cioè una volta uscire e trovarmi da solo, perché alla fine mi sono reso conto che pensavo di essere un tipo solitario che era fatto per stare da solo, in realtà non è proprio così, cioè, comunque ho bisogno di stare con le persone, di condividere, di parlare, tutte quelle cose lì. Per quanto riguarda il mio percorso da quando sono entrato, sicuramente ho cambiato molte cose, cioè, da 1 anno e 3 mesi che sono qua ho cambiato molte cose, su altre ci sto ancora lavorando. Diciamo che adesso sono ad un livello dove ho assunto una consapevolezza di me, cioè quindi sono più consapevole sulle mie fragilità, sui miei lati negativi, sulle cose su cui devo lavorare, cosa che quando ero entrato non avevo minimamente idea, perché avevo perso completamente me stesso. Quindi questo posto mi ha aiutato a riconoscermi. Ho smesso da un bel po', dai, diciamo che quando sono entrato qua ero molto arrogante, molto presuntuoso, pensavo di saper tutto della vita in generale.
di come si potessero svolgere le cose, invece non sapevo proprio un bel niente. Quando sono entrato qua a Sampa poi i ragazzi, i miei vecchi responsabili, mi hanno messo davanti questa cosa qua di me, che ero talmente troppo arrogante e presuntuoso che per dare una svolta al mio percorso e alla mia vita dovevo per forza di cose cambiare questo lato di me, che in fin dei conti non mi piaceva nemmeno a me, perché mi rendevo conto che più ero arrogante, più ero presuntuoso, più mi allontanavo le persone. Infatti c'è stato un periodo anche qua dentro che nel bene sono rimasto anche da solo, perché proprio il mio essere arrogante mi ha portato a rimanere da solo, come lo ero fuori d'altronde, dai. Io sinceramente vorrei essere una persona comunque umile, che nonostante ho quasi 3 anni di percorso, ogni tanto mi viene ancora fuori questa mia presunzione, il mio non essere umile, eccetera. Quindi in domani vorrei essere veramente ancora più umile di quanto sono adesso. Però sono ben propositivo, dai, nel farlo fuori. Sì, il mio percorso qui all'inizio è stato difficile, diciamo che non sono entrato di mia spontanea volontà, sono stato un po' trascinato dai miei genitori, sono arrivato a casa loro che ormai ero consapevole che non stavo andando da nessuna parte e avevo il disperato bisogno di essere fermato, diciamo, di trovare una strada diversa, perché non avevo il coraggio di uccidermi comunque. Ogni tanto magari mi avvicinavo a stare davvero male, ma non sono mai riuscito. Comunque, quando sono arrivato qui ho trovato un clima che non mi aspettavo, cioè, subito mi sembrava quasi una galera, vedevo brutte facce, gente strana. E la prima impressione è stata: io non ho bisogno di questo posto, perché comunque pensavo mi sentivo al di sopra, diciamo, della situazione, pensavo questi sono, cioè la metà della gente mi sembravano disperati, gli altri magari come me costretti, però chiaramente pensavo che magari io non fossi veramente costretto, che non avessi davvero bisogno, diciamo, di questo posto. Poi invece con il tempo è subentrata la consapevolezza che qui effettivamente stavo facendo qualcosa di efficace per me stesso, qualcosa che comunque, se fatto bene, mi porterò dentro tutta la vita, perché sia un arricchimento, diciamo, non solo un andare a rappezzare, un andare a tappare i buchi, perché ora comunque ho la convinzione che quello che sto facendo qui dentro mi aiuterà ad affrontare la vita meglio, ad affrontare la vita appunto in modo efficace, andare ad essere la persona che non riuscivo ad essere, che comunque avrei sempre, che mi mancava, diciamo, come dire, cioè io comunque mi sono reso conto qui dentro che tante cose che facevo le facevo anche per compensare, per colmare dei vuoti, per compensare comunque delle mancanze che avevo nei miei confronti innanzitutto, delle insicurezze se vogliamo. E qui sto iniziando ad affrontare, cioè sto imparando comunque a superare queste insicurezze, sto affrontandole in un modo che non avrei mai immaginato, perché comunque di base il meccanismo è molto semplice. Qui facciamo un lavoro anche molto ripetitivo se si vuole, perché nell'ospitalità è un lavoro meticoloso, di precisione, dobbiamo stendere i salini, le caraffe con il metro, tutto molto curato, però è molto ripetitivo, non è un lavoro che impiega molto, diciamo, la mente, anzi la testa viaggia, e per questo succede spesso, soprattutto appunto all'inizio, di trovarsi in situazioni in cui magari ci si sente travolti anche dalle proprie emozioni. Il progetto di prevenzione di Comunità San Patrignano si chiama We Free
È un progetto di prevenzione che ogni anno coinvolge all'incirca 50.000 studenti provenienti da tutta Italia. L'obiettivo è sicuramente quello di portare un messaggio di prevenzione e di vita, che è poi il messaggio che è il messaggio di vita della comunità di San Patrignano. E incontriamo ragazzi dagli 11 ai 19 anni, ma anche persone di età adulta della comunità educante. E l'obiettivo delle nostre attività di prevenzione è portare un messaggio innanzitutto no, di speranza, un messaggio far capire alle persone che un mondo migliore è possibile, un'alternativa è concreta, ma questo dipende da noi e dalle scelte che facciamo. E infatti questo è anche proprio il nostro claim, il mondo che vorrei dipende da noi. Altra cosa fondamentale, le nostre attività sono diverse anche in base all'utenza, all'età dei ragazzi, al numero dei ragazzi che vengono coinvolti, ma tutte queste attività hanno poi un elemento in comune, che è la testimonianza di un ragazzo che o ha fatto o sta facendo il percorso in questo momento. Sono le nostre storie quelle che portiamo in giro per far capire non tanto la pericolosità, anche sicuramente, però per far capire come una persona possa arrivare a scegliere una strada che sa essere sbagliata.